Buonasera a tutti, visti voi che non parlate oggi di Battolo, di estrelle, scusate, del suo mese di marzo 2026. Scusate un po' che di ritardo, ma basta questo problema, e quindi come sto cominciando, andiamo una carta come si presenta saita, uguale a Eris praticamente popolata, se va come viene dello fatto di Neulenda, ma se tutti insomma, quindi a restare voi per tutto usadie, ecco qua. I dimori una sul Salavallo e addirittura hanno fatto tappa, pure a ora del Saldecche, però a Bagare non si nide, ma via deve esprovere, gai non nara, perché proprio di una sa schimbe, poi se la prima fa, questo ora cominciare a sa sotto da zero. A Terabba. I dimos Crasa poi si sono al 10 e si sono ora la vena del San 9 e poi che lo mese cocolato prodotto da 10, 3 gradi al massimo, 9 gradi la minima. Bene, cominciamo a vedere già nuova, già chi vamos, intanto vamos appuntamento in Chisavis, giovedì 5 marzo alle ore 8 alle ore 12, presso poliambulatorio dona il tuo sangue. Poliambulatorio Bardoneggio, eh, si consiglia una piccola colazione senza latticini, presentarsi muniti di carta d'identità e tessera sanitaria. Presso poliambulatorio, cioè a Curta sul Bardoneggio, insomma, ecco. Tu hai il potere di salvare una vita. Avis Comunale di Vitti, Associazione Volontari Italiani Sangue. Perfetto, complimenti a tutta questa bella iniziativa. After l'appuntamento, andiamo qua in ordine, ecco qua, questo è Giuseppe, presentazione del libro Canto di una vita, Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cosello, tenore del Mamelucco di Vitti, a cura di Sebastiano Piloso. Interventi: Stefano Labra, Battista Bandino, Marco Luzzo, Sebastiano Piloso, coordina Marcello Mele, sarà presente Daniele Cosello. Intrattenimento musicale alla cura del tenore Raimondo Melucco. Venerdì 6 marzo 2026 ore 17:30 a Auditorium Giovanni Lellio, via Mereo 56 numero. Vamos a andare a fare questa diretta pure questo appuntamento. Atterrasa appuntamento, che sono un po' a largo comunque bisogno, torneo di calcio giovanile, polisportiva Vitesse, sesta edizione, Memorial Gian Pietro Luglio, sport, musica e tanto divertimento. 31 maggio 2026, categorie pulcini e primi calci. 2 giugno 2026, categorie esordienti piccoli amici. Per info e iscrizioni, telefono per Battle Duo 57 51 706 di Fabrizio e poi 3 Battle 7 0 Battle 82 280 Quirico, stadio Pedro Burrai, via Firenze BT. Altro appuntamento scosta sposto 7 Ammento del Sumonte, un film sardo di Domenico Ruio, e su Coro Nostro, l'anima nostra, la strassa nostra, è il nostro cuore, l'anima nostra è il nostro carattere, grazie a Deleda che ha scritto questa frase. Musiche di Piero Maras, o Sumonte, Sot Pro Sumonte, musica di Piero Maras, di Sozio Tenore Nuvolese. Sabato 7 marzo 2026 ore 20 cinema Ariston. Bene, poi sempre sposo 7 però a Borgherie Chizzo, a Sabato e Mesa, su Marco Belula, presenta Marco Belula la nuova opera di Giuseppina Donello, Bambole di Betulla. Dialoga con l'autrice, dottoressa Franca Carboni, professor Domenico Fumagalli, letture professoressa Mariolina Mannia. Bene, abbiamo già appuntamento, usiamolo. Allora, gli diamo un pacco, ecco qua, abbiamo questa bella iniziativa. Beh,
Sardinia Experience Quad Tour de Carlo. Allora, pronti a vivere la Sardegna più autentica, noi di Sardinia Experience Quad Tour vi portiamo nel cuore selvaggio del Parco di Tepilora, un'oasi di natura incontaminata dove il tempo sembra essersi fermato. Ma l'avventura non finisce qui, tra i sentieri. Dopo aver fatto il pieno di adrenalina, tra panorami, mozzafiato, ci fermeremo per rigenerarci all'agriturismo Ertila. Ad attendervi un pranzo tipico preparato secondo la tradizione per concludere in bellezza una giornata indimenticabile. Quando? Dal 13 al 19 aprile. Partenza agriturismo Ertila. Info e prenotazioni 39, vabbè, 366 379 3524. Non restare a guardare, sali a bordo, i posti sono limitati. Le schiave della scuola sono un numero limitato e comunque è una bella iniziativa questa che poi ad essere ripetita pure a partire dal turismo Calabrina, insomma, questa è il turismo Ertila e poi la stessa iniziativa a essere fatta a partire dal turismo Calabrina. Voi dovete prenotare, avete vedere, vi lascio il numero del telefono, poi a proporre pubblicate in maniera vista a avviso insomma, c'è il numero del telefono come potete prenotare. Bene, andiamo da innanzi, ecco la si stampa, le scritte che la maggior parte si stampa e strena di guerra, chiaramente forse in evidenza qualche articolo, poi questo argomento, bisogna sostenere il giornale che sono abbastanza esaustivo, insomma, completo. Tutto il Medio Oriente è una polveriera, 1500 caschi blu della brigata Sassari, no, i 500, scusate, caschi blu della brigata Sassari sono arrivati in Libano, Beirut, sotto le bombe di Israele. Numeri falsi del 41 bis, tutti il sottosegretario alla giustizia Belmastro, il caso poi nuove aree pedonali, sì e no, Cagliari divisa, poi Oristano, alberata la giunta, prima pagina adesso prima pagina adesso la Sardegna, brigata, la brigata Sassari naturalmente, allerta in Libano, guerra in Iran, attacchi israeliani sul paese in cui è schierata la Sassari, clima delicatissimo, cresce l'allarme per il contingente dei militari italiani. Intervista del Mastro a Balber Carlos, 41 bis, ma ci saranno meno boss. Lettera a Salvini, merci, insostenibile il costo dei trasporti, cioè che resta continuità non solo questa persona ma pure questa merce. Un sassarese racconta i missili sulle nostre teste. Trump non esclude l'invio di truppe di terra. La prossima sfida è suonare la tromba su uno dei 7000 dell'Himalaya. Impresa di Zara, musicista classico e alpinista. Dario Zara, 83 anni, di Selardo, trombettista classico, freelance tra Italia ed Europa, ha conosciuto il Nepal attraverso un compagno di studi al Conservatorio di Bolzano, oggi amico fraterno. La sfida oggi è scalare uno dei 7000 della catena dell'Himalaya e arrivato in cima a suonare la tromba. Un attimo che appunto il microfono pure a corso, non so che si intende a mezzo. Provincia di Nugolo, adesso Unione Sarda, a Baluchente gelo rosso.
La gestione dell'acqua in baronia impone scelte responsabili e lungimiranti. Antonio Assata e Francesco Maggi, rappresentanti di Rifondazione Comunista di Siniscola, sostengono l'interconnessione dei bacini esistenti a partire dalla diga di Maccheronis, esprimendo netta contrarietà alla seconda diga di Abaluchente nel Parco Tepilora, riserva UNESCO che rischierebbe impatti irreversibili su ecosistemi e su ecosistemi sulla piana di Posada, aggravando i pericoli emersi con eventi estremi. Per Prela, vabbè. Per PRC, scusate, per il Partito di Rifondazione Comunista, la nuova diga ridurrebbe inoltre il deflusso minimo verso valle, favorendo la salinizzazione dei suoli e falde, processo senza ritorno. La priorità, spiegano, è ridurre le perdite idriche, ammodernare e collegare Maccheronis con Cedrino e Liscia e soprattutto migliorare la gestione. Poi arriviamo a Bizzi, una consulta dei giovani nella riserva di Tepilora. Pubblicato il bando, candidature da inviare entro il 27 marzo. Abbiamo già detto pure ieri di questa, una consulta dei giovani della riserva della biosfera. Il Parco Naturale di Tepilora ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse. L'obiettivo è coinvolgere i giovani del territorio negli organismi di governance e nello sviluppo delle attività connesse al riconoscimento, in modo da dare attuazione alle direttive internazionali UNESCO, che riconosce nei giovani i veri coprotagonisti del cambiamento e i custodi futuri del patrimonio naturale e culturale. Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni è considerato un essenziale per la gestione delle riserve della biosfera. L'UNESCO infatti promuove il passaggio dal concetto di lavorare per i giovani a quello di lavorare con i giovani, incentivando la creazione di spazi di consultazione dove le loro idee possano tradursi in azioni concrete, cioè praticamente la consulta spiegatino che la consulta sarà costituita da 20 componenti, sarà un organismo consultivo e propositivo, elaborazione di proposte progettuali, eventi e iniziative rivolte in particolare ai giovani del territorio. Bene, andiamo alla Bizzi, al cinema Ariston, dialogo con Ruio sul docufilm Ammentos de Sumonte. All'appuntamento interverrà Piero Marras. Dopo le proiezioni di successo organizzati a Nuoro nei mesi scorsi, sarà presentato a Bitti sabato alle ore 20 nel cinema Ariston il docufilm in sardo Ammentos da Sumonte, del fotografo naturalista nuorese Domenico Ruio. A margine della proiezione, promossa dall'amministrazione comunale, il regista dialogherà con il pubblico e il collegamento video interverrà il cantautore Piero Marra, che con le proprie musiche originali ha contribuito alla realizzazione della pellicola di Ruio. Ruio ha costruito negli anni un forte rapporto con la comunità bittese, grazie a numerosi reportage realizzati nei boschi di Crastazza e Litos, lungo il versante montano del parco di Tepilora. Un legame che ha portato il fotoreporter ad attraversare e scoprire gli angoli più nascosti lungo le vette e le valli di territori da tempo abbandonati dall'uomo, dove il suo occhio attento ha immortalato aquile reali e daini, falchi, poiane, martole, donnole e pernici. Ne siamo contenti e siamo sicuramente distribuita essere presente a questa iniziativa. Da Bitti e ai palchi della moda trasformo l'abito sardo. L'avventura di Ivan De Logo Senes come fashion, creatore di successo. Ieri il debutto all'evento di Milano dopo gli atelier di New York. Complimenti.
Essere sardo e soprattutto barbaricino per me non è mai stato solo un dato geografico, è una stratificazione emotiva, culturale, quasi corporea. Crescere in Barbagia significa interiorizzare un senso profondo di appartenenza, ma anche di complessità. È una terra che non si lascia semplificare. Così dice Ivan Delogu, Senes di Beatty, laurea all'Università of the Arts London, tra le più rinomate al mondo, dopo importanti riconoscimenti e premiazioni dal suo studio sulle sponde del Tamigi, lo hanno fatto conoscere anche negli atelier di New York. Dalla capitale britannica, il fashion creator ha scalato il successo con le sue creazioni che ricordano il profondo legame con le sue origini. Nei giorni scorsi ha presentato la sua seconda collezione alla Settimana della Moda di Londra. Ora è al lavoro per la preparazione del suo prossimo impegno, la Settimana della Moda di Milano, dove ha debuttato ieri. Il confronto con Londra è stato fondamentale perché mi ha dato distanza e prospettiva per mantenere, pur, per, pur mantenendomi di guardare le mie origini con maggiore lucidità, racconta. Vivere in contesti così veloci e performativi mi hanno fatto capire quanto la mia terra funzioni secondo un altro tempo più lento e profondo. Significa anche portare con sé una certa durezza e severità, ma anche una grande capacità di resistenza e cura. E tanta altra cosa narrata. Poi sempre in hockey, vedremo sull'Unione Sarda, all'Ariston il docufilm sull'Ortobene. Dopo le proiezioni di successo organizzate a Nuoro, nei mesi scorsi sarà presentato a Pitti sabato 7 marzo alle 20 nel cinema Ariston il docufilm sardo A Mentos dai su Monte del fotografo naturalista nuorese Domenico Luglio. Di questo andiamo già ai dati e andiamo dunque da innanzi. Consiglio provinciale oggi su scuola, trasporti e bilancio, Peppe Ciccolini. La seduta comincerà alle 10 nella sede di Piazza Italia. Questa mattina alle 10 nella sede di Piazza Italia 22 si riunisce il Consiglio provinciale. La seduta sarà dedicata alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno: comunicazione del Presidente, mozione d'iniziativa del gruppo consiliare di minoranza, attivazione dell'indirizzo linguistico all'Istituto di Istruzione Superiore Michelangelo Pila di Siniscola e quindi Saine bisogna rese sito. Andiamo giù di medicina, allora la pediatria resta sguarnita, pronto soccorso al collasso, ospedale, i reparti del San Francesco in estrema difficoltà. Ma sempre Gavisemo. Trotta, percorsi dedicati per i bambini, Trotta è su DG Novo SL di Nuoro, bisogna stabilire le priorità. Carros, prevista la formazione per 50 infermiere. Immediata la risposta della SL3, il direttore generale Francesco Trotta tiene a sottolineare il reparto di pediatria è sempre attivo e funzionante. E per quanto riguarda il pronto soccorso pediatrico, qui non esiste. L'unico è Abruzzo, dice. Quello che abbiamo a Nuoro è un accesso diretto al reparto pediatrico e ora è stato rafforzato. Oggi infatti abbiamo previsto un percorso dedicato ai pazienti pediatrici, con infermieri formati e specializzati. L'accesso diretto ci sarà, ma non sarà indiscriminato. Il direttore generale spiega che il triage servirà a dare priorità all'assistenza perché nella sua natura e nelle sue funzioni il pronto soccorso fa triage e non ricovero. Bene, andiamo da innanzi, allora in occasione sempre Nugolo, la marcia per la salute,
su Cagliari per la Salute, il Comitato Nuorese, Michele Tati, per la Sanità Pubblica aderisce alla manifestazione regionale del 7 marzo a Cagliari, indetta dal coordinamento regionale insieme a associazioni da tutta l'isola. Assistiamo ad una progressiva negazione del diritto alle cure sancito dalla Costituzione e per garantire a tutti indipendentemente dal luogo di vita e dalle condizioni economiche del paziente. E va bene. Poi voto assistito, ambulatori aperti della ASL, il servizio voto assistito. In vista del referendum del 22 e 23 marzo, l'unità di igiene e sanità pubblica della ASL 3 di Nuoro prevede l'apertura straordinaria al pubblico degli ambulatori per rilascio della certificazione per l'esercizio del voto degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento. Va bene. Il Campo Largo ha fallito, pronti al voto, questo sono Soldessa Lega, la Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini, la nostra forza è stare in mezzo alla gente. Porta chiusa a Vannacci nel governo, non siamo un poltronificio su Crossetto, caso strumentalizzato. Disabilità e l'isola delle barriere. Dei 34 centri italiani ancora senza un piano, 7 sono nell'isola. I comuni italiani sono ancora indietro nell'eliminazione delle barriere architettoniche. A 40 anni dalla legge 41 del 1986, solo un capoluogo di provincia su 3, 43 su 118, pari al 36,4%, si è dotato del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche previsto dalla normativa, mentre 16 amministrazioni, il 13,6%, hanno un piano non ancora approvato. In 25, 21,2%, è in fase di realizzazione e 34 comuni, il 28,8%, risultano senza piano e con informazioni insufficienti. A Bado e Carro arriveranno i boss, ormai è diventata una questione politica. Don Tornaro Sasua, l'esponente del governo Meloni, a Valghero, mentre infuria la polemica sul 41 bis nell'isola. Il sottosegretario Del Mastro, niente alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia. Emigrati sardi, strappo nella fasi, Federazione Emigrati Sardi, l'addio di 23 circoli dopo il congresso delle polemiche e l'azione legale su elezioni e nomine. Ma in questa fase pulita una cosa unitaria, parecchi funzionari invece come sono allo sbando. A Taese Savine, adesso organizzazione, adesso circolo, adesso emigrato. L'accordo incentivi mensili per le sedi carenti, oggi la firma tra regione e sindacati. Ai medici di base nelle zone disagiate 2.000 euro in più. 2.000 euro al mese per 2 anni è l'incentivo offerto ai medici di medicina generale che sceglieranno di aprire l'ambulatorio in una zona scoperta. Oggi alle 15 nella sede dell'assessorato regionale alla sanità a Cagliari, la presidente della regione ed assessora alla sanità ad interim, Alessandra Todde, firmerà in accordo con le sigle sindacali dei medici di medicina generale della Sardegna il documento che prevede l'indennità economica aggiuntiva per chi sceglierà di operare in sedi disagiate e con grave carenza di assistenza. Sottolinea una nota: la misura viene adottata in attuazione del quadro generale
dell'accordo regionale AIR-MMG siglato a ottobre scorso. Adesso il passo successivo sarà quello della pubblicazione del nuovo bando delle sedi carenti, che avverrà entro marzo. Al momento sono circa 450 per un totale di oltre 450.000 cittadini senza assistenza primaria. Soddisfazione esprime Federico Conto, segretario regionale della FIMI. Questa volta la catena ha lavorato velocemente, arriviamo alla firma dell'intesa, dove si stabiliscono criteri per l'assegnazione e per l'assegnazione. E l'importante è partire immediatamente. E il soccorso, allarme di Fratelli d'Italia, il bando da correggere dopo il flop della gara. Il bando del soccorso che va deserto può avere conseguenze particolarmente serie in un territorio come quello sardo, montuoso e con una rete stradale spesso asfittica. Bisogna capire perché è successo, se per esempio il bando fosse costruito in modo poco appetibile per gli operatori, e intanto studiare un modo per garantire il servizio senza costi aggiuntivi troppo pesanti per le casse della regione. Dopo Coller. Prezzi fuori controllo, intervenga il ministro, merci, regolare nel trasporto merci, il sistema produttivo converge, un appello dei riformatori, insularità non applicata. Associazione e aziende di trasporto, in 3 anni biglietti aumentati del 60%. Tratta Olbia-Livorno 565 euro. Nel 2025, nel 2028 661 euro, incidenza Eurotassa nel 2025 224 euro, e quindi il 40%, nel 2026 non 28, scusate, il 48%. Il Cannonau alla conquista dei giovani, progetto per formare le nuove generazioni. Le nuove generazioni, Gen Z e Millennial, hanno una conoscenza stereotipata del Cannonau. Faticano a sentirlo proprio, non leggono le sfumature tra un rosato e un riserva. Emerge da un'indagine coordinata dalla UILM di Milano su un campione di 800 giovani. Da qui il progetto Cannonau Vino Giovane, messo in campo da Sardegna Ricerche in collaborazione con Enologi Sardi, guidata da Mariano Murro. Un progetto che ha convinto in un anno di lavoro 1 migliaio di studenti, 27 cantine, il consorzio di tutela del Cannonau, DOC, e 3 centri di alta formazione, e cioè Unica, IEF e UILM di Milano. Del Mastro fa solo polemica, la Sardegna non ci casca. Per Antoni M5 Stelle replica al sottosegretario Fratelli d'Italia, che è nato che insomma non lo devono mantenere sul 41 bis. La visita in Sardegna del sottosegretario Andrea Del Mastro e le sue parole hanno provocato la reazione del partito della presidente Todde. A commentare duramente le dichiarazioni di Del Mastro è il deputato dell'M5 Stelle Mario Perantoni, componente della Commissione Difesa, ma nella precedente legislatura per 2 anni, dal 2020 al 2022, presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio. Del Mastro arriva in Sardegna per parlare di referendum e giustizia, ma sul 41 bis, tema su cui ha la delega diretta, continua a fare orecchie da mercante, ha ricordato Perantoni. I problemi legati al 41 bis sono seri e non meritano il solito schema della destra: spostare l'attenzione
agitare polemiche, evitare il merito. È accaduto anche di recente e si è preferito parlare di Pucci piuttosto che dei 32 mesi consecutivi di crollo della produzione industriale. E vabbè. La Lega è in salute, siamo pronti al voto. Durigon partecipa alla direzione regionale, il proconsole chiaramente è romano, nato da partito italiano, insomma. Intanto non va nessun gruppo in San Regione. Merci in continuità, troppo care. L'isola si mobilita, lettera a Salvini. Costi per delle traversate aumentati oltre il 60% in 3 anni. Previsti rincari fino al 40%. Imprese e istituzioni scrivono al ministro tavolo urgente sul peso della insularità. Una tela in boligo. A Bado e Carro solo 41 bis, ma l'isola sarà molto più sicura. Visita del sottosegretario Andrea Del Mastro al carcere di Alghero a Sassari. A Nuoro ci saranno meno mafiosi e saranno più controllati rispetto ad ora, e cioè praticamente il venite a narrare mantenite bollo schivosi solzeracco, la servitù carceraria, quindi istate mutos e acchita bollos. Gara deserta per il risoccorso, Fratelli d'Italia ora vuole vederci chiaro. Interrogazione alla Presidente Todde sui criteri adottati sui requisiti. Dubbi sul bando. La minoranza chiede che ci siano state se ci siano state contestazioni giudiziarie. Sanità, il monito della Corte dei Conti. Quello che è invece emerso è l'affresco di un servizio sanitario nazionale che denuncia le criticità strumentali che ben conosciamo e che riservano i loro effetti in vario modo sul vissuto di tutti. Riversano, i loro effetti sul vissuto di tutti. Un aumento della spesa solo nominale, liste d'attesa che nonostante le diverse azioni a livello regionale per l'abbattimento delle stesse continuano a comportare non di rado e in alcuni ambiti attese che sfiorano i classici tempi biblici. E ancora grandi divari tra territori nelle capacità nella capacità del sistema di garantire un'operazione tempestiva e omogenea delle prestazioni sanitarie, con possibili riflessi sui principi di universalità ed equità dell'accesso alle cure. Andiamo veloce, tassa di sbarco, il nodo low cost, abolirla non cambia gli scenari. Usai del Sunis avrebbe senso solo se venisse cancellata in tutta Italia. Ma intanto noi pensiamo a noi. Contributo a passeggeri, Cucureddu, stop d'inverno e il turismo crescerà. L'assessore regionale è l'unico modo per far investire vettori sull'isola. Tassa sui passeggeri degli aerei torna al centro del dibattito regionale. A rilanciare il tema è l'assessore al turismo Franco Cucureddu, che in un lungo post sulla sua pagina Facebook propone l'abolizione del contributo da 6,5 euro a passeggero nei mesi invernali in forma sperimentale e mirata. Per Cucureddu il nodo è soprattutto uno, la capacità della Sardegna di attirare investimenti delle compagnie aeree nella stagione winter, terreno decisivo per la destagionalizzazione e la competitività dell'isola nei confronti con i principali vettori, dalle low cost alle compagnie tradizionali. La posizione sarebbe stata netta: nuove rotte e maggiori frequenze in inverno sono possibili solo eliminando la tassa. Questo su chi non ha Cucureddu l'assessore.
Conti pubblici, siamo le danne d'Italia, deficit al 3%, resta la procedura infrazione UE. Giorgetti, il ministro della finanza, sono dati provvisori. Tajani, tutta colpa del super bonus. Beh, chiaro, in caghetta dai pala in culo. Diesel, la guerra porta i prezzi alle stelle. Carlos, per i consumatori, listini aggiornati al rialzo alla velocità della luce, cioè purtroppo lo scamo su macchina diesel, semolo. Fottuti. Tale accise e i rialzi dovuti al nuovo devastante conflitto in Medio Oriente, intanto l'aumento è stato posto all'accisa. I prezzi del carburante, specialmente del diesel, schizzano alle stelle. I listini dei carburanti, come sempre, infatti, si aggiornano al rialzo alla velocità della luce. Peccato non avvenga mai il contrario quando debbano scendere, afferma Michele Carlos, presidente Federconsumatori. Lo hanno scoperto ieri mattina gli automobilisti che alla pompa si sono trovati con la benzina mediamente a 1,67 euro e il diesel a 1,73 euro. Prezzi per self dati di quotidiano. Energia, e cioè nucleare, Macron lancia l'appello europeo. Vediamo le danne di guerra, esercitazioni con 8 paesi. Dobbiamo prendere in mano il nostro destino. Per essere liberi bisogna essere temuti e per essere temuti bisogna avere potenza. Sull'onda della guerra del Medio Oriente, Emmanuel Macron cambia di fatto la dottrina nucleare francese e fa un decisivo passo in avanti nel progetto dell'ombrello atomico europeo targato a Parigi. Sono 8 paesi che hanno già dato disponibilità a collaborare con la Francia. Tra questi ci sono Gran Bretagna e Germania, ma non c'è l'Italia. È tempo che l'Europa prenda in mano il proprio destino, ha sentenziato il presidente transalpino in un discorso tenuto nella base dei sottomarini nucleari in Bretagna. Parigi ha annunciato, Macron aumenterà le testate nucleari, al momento sono 290 e non comunicherà più il numero di quelle a disposizione. Allo stesso tempo verrà lanciata una strategia di deterrenza avanzata che permetterà agli aerei francesi dotati di armi nucleari di essere dispiegati nei paesi che hanno aderito all'iniziativa. Poi Gallo Grossetto chiede scusa, il gelo della Premier. L'opposizione, governo con cappello maga in mano. Meloni in TV, Teheran fermi i suoi attacchi ingiustificati. Trump, li stiamo massacrando, ma intanto la guerra si allarga. Possibile invio di truppe. Fuoco amico abbatte 3 jet USA. Battaglia anche in Libano. Razzi di Hezbollah e l'IDF bombarda. Primo colpo all'Europa, i droni di Teheran su Cipro. La guerra si allarga. Aperto un fronte tra Israele e Libano, Trump non esclude l'invio di truppe. L'Unione Europea colta di nuovo in sorpresa. Macron rilancia sulla deterrenza nucleare. Bruxelles invita alla moderazione nell'equilibrismo per tenere insieme le varie posizioni. Abbiamo finito con questo e nos damos appuntamento sul diverso evento che bisogna, insomma, in tanta casa si teneva. E poi Rusese già queste sulle presentazioni sul libro del Cossello, su Kimbe queste la Zavischi con le Susambene, su Sette poi abbiamo 2 eventi, sono il Luvola e poi il libro di Giuseppina Doneddu e Zatelo il Sariston a Sasotto pro su filmato di Domenico Ruio e poi abbiamo su appuntamento che in chiesa chiarete prenotare insomma che su
pod o carros pro anche le escursioni sul parco del Tepilora e in altro loco, lo partine da Ertila. Bene, tancamos il ritenova de oggi e nos damos appuntamento torna a casa. Salutiamo a Nina Carai, che ha scritto buona giornata, buona dia a te pure Nina, e in mezzo a casa. Ecco, mentre lo vedete, buona a tutti dai Visti TV.